Chiamate 0331 833 019. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e bentrovati al nostro appuntamento, come tutti i giovedì, con Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno Claudio innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, le tematiche sono quelle ruotanti intorno alla questione dell'Europa e della moneta unica, e a questo proposito io ricordo che c'è una serie di appuntamenti, un paio di appuntamenti uno dopo l'altro, per giovedì 24 aprile e venerdì 25 aprile prossimi prosegue il Basta Euro Tour con il professor Claudio Borghi Aquilini e con il segretario federale Salvini a Treviso giovedì 24 aprile alle 20:30 e a Reggio Emilia il giorno dopo, il venerdì 25 aprile, liberazione dall'euro. Si sottolinea a ore 10 all'Hotel Posta in Piazza del Monte 2. Avremo modo di riparlarne anche l'altra settimana. Intanto però il manuale Basta Euro, che è scaricabile facilmente dal sito bastaeuro.org, è stato scaricato finora da 330.000 persone, poi ha una circolazione che è superiore al numero delle volte in cui è stato scaricato, anche perché è molto facile inviarlo via mail. È possibile scaricarlo dal sito, lo dicevo, bastaeuro.org, 31 domande, 31 risposte su come uscire dall'incubo della moneta unica, che continua a essere, Claudio, argomento di discussione. Oggi vorrei però con te affrontarla da un punto di vista che è anche un punto di vista che interessa non pochi dei nostri ascoltatori, che sono artigiani, che sono piccoli imprenditori, che non sono quelle grosse imprese che sono relativamente poche e che magari si confrontano su questioni con l'euro che sono un po' diverse da quelle con le quali si trovano a doversi confrontare o temono di doversi confrontare in caso di uscita dalla moneta unica i piccoli operatori, i piccoli imprenditori, che sono poi, per la verità, questo è un dato standard, ma è anche vero, il vero cardine del fare impresa in Italia. Allora, da un punto di vista, Claudio, dell'imprenditore medio-piccolo, dell'artigiano, di chi produce in quel tessuto straordinariamente diffuso di produzione che è il nostro tipico, la questione dell'uscita dall'euro, che tipo di problemi mette in campo o che tipo anche di opportunità mette in campo? Io vedo oggi, per esempio,
sul quotidiano di Confindustria un'analisi centrata proprio sul mondo imprenditoriale circa la possibilità di uscire dall'euro. Il dato di partenza riconosciuto è che l'esportazione italiana e l'industria italiana soffrono perché l'euro è troppo forte. Perfino una banca come Morgan Stanley parla di un tasso di cambio sopportabile euro-dollaro per l'industria italiana a 1,19, siamo ben oltre, quasi a 1,40, e dunque questo cambio è una camicia di forza per l'impresa e per le esportazioni italiane. Però uscire dall'euro, dice il quotidiano di Confindustria, avrebbe conseguenze negative superiori presumibilmente a quelle che sarebbero i benefici. Per esempio l'inflazione, il rincaro delle materie prime e l'aumento dei tassi di interesse. Probabilmente a catena anche il default dello Stato, degli enti locali, delle banche e delle imprese che abbiano emesso prestiti obbligazionari sui mercati internazionali. Questa questione dei prestiti internazionali peraltro riguarda, dice lo stesso Sole 24 Ore, soltanto una cinquantina di top aziende italiane che hanno appunto emesso prestiti sui mercati internazionali. Da dove vogliamo partire? Proprio per metterci nell'ottica di chi è appunto piccolo imprenditore, artigiano, come dire, opera non certamente a livello di queste 50 aziende che hanno bond sui mercati internazionali. Ecco, io penso che chiunque sia un piccolo imprenditore, un artigiano, insomma uno che produce qualcosa o anche semplicemente che offre un servizio, perché non c'è soltanto la costruzione dell'oggetto, no? C'è anche chi offre servizi. Non so, pensiamo a un albergatore, pensiamo a una guida turistica, pensiamo a un ristorante, cioè diciamo qualsiasi tipo di attività sa benissimo che il prezzo è fondamentale. Vale a dire, io posso anche pensare di fare bene una pizza, no? Però è diverso se questa pizza io la servo in tavola a 8 euro oppure se la servo a 15, no? In un caso magari la vendo, nell'altro caso invece la gente guarda il menù messo fuori dall'ingresso del ristorante e se ne va da un'altra parte. Magari guarda caso proprio ad uno schifoso fast food o robe molto meno sane, molto meno nutrienti, molto meno genuine, però che costano meno. Quindi l'aspetto del prezzo, secondo me, chiunque faccia impresa sa che conta. Sono pochissimi i casi di lavori, produzioni o servizi insensibili al prezzo, dove uno dice, non so, per esempio prendiamo il caso di un albergo a Venezia, ecco. L'albergo a Venezia è abbastanza fortunato, nel senso che in una maniera o nell'altra sa che la richiesta è tanto forte di vedere una città che è una meraviglia, è unica al mondo e così via, quindi tutto sommato uno può anche permettersi di praticare dei prezzi alti. Ma di Venezia ce n'è una, quasi tutti gli altri invece devono scontrarsi poi dopo con il problema del prezzo. Allora cosa succede? Succede che il tasso di cambio, quindi la nostra moneta, rappresenta il nostro listino prezzi, nei confronti di qualsiasi tipo di acquirente estero, e non solo, rappresenta il listino prezzi dei prodotti esteri nel nostro mercato, che fanno concorrenza con i nostri verso gli italiani medesimi, perché noi pensiamo sempre troppo alle esportazioni, ma non pensiamo anche alle importazioni, no? Vale a dire, se io sono un allevatore e produco il latte, molto banalmente, il latte che io produco è in competizione con quello che noi possiamo importare da altri paesi, no? E alla fine se il latte che ci viene dalla Germania, per dire, costa di meno, a un certo punto ci saranno sicuramente dei consumatori che diranno no vabbè, a me non interessa, scelgo latte italiano in ogni caso, ma tanti altri diranno ma guarda, latte per latte, uno costa 1,20 euro, l'altro costa 1,10 euro, io oltretutto ho pochi soldini in tasca, prendo quello che costa 1,10 euro e guarda caso magari è prodotto in Germania. Il discorso del listino prezzi veramente è fondamentale da farlo perché l'ascoltatore lo possa capire. Immaginiamo
Sicuramente quelli che lo conoscono, che lo capiscono meglio, sono per esempio gli amici che ci ascoltano magari da Como, da Varese, oppure insomma in generale da posti che hanno vicino la frontiera con la Svizzera. Perché loro sanno benissimo che i prezzi possono essere differenti a seconda se il franco svizzero sale o scende come prezzo. Immaginiamo per esempio in passato ci sono stati dei momenti in cui c'era il franco svizzero che valeva €1, no? Allora cosa succede? Supponiamo che c'è un artigiano che fa una sedia a Como e un altro artigiano che fa una sedia simile a Chiasso. Allora cosa succede? Se tutte e due con €1 uguale un franco svizzero, tutte e due le sedie magari costano €50, no? O 50 franchi. Se il franco svizzero sale di valore, no? La sedia fabbricata in Svizzera è sempre quella, costa sempre 50 franchi, ma comincia a costare di più. E quindi lo svizzero stesso viene poi dopo a Como a comprare la sedia dell'italiano, che costa sempre €50, ma per lui costa di meno, perché lui con 50 franchi che valgono a quel punto più euro, può pagare dal suo punto di vista la sedia fatta a Como, invece che 50 franchi la paga 40. Viceversa, se scende di valore il franco svizzero, allora a quel punto sarà l'italiano che non ha nessun problema a stare a Svizzera, vede che la sedia simile prodotta in Svizzera, prodotta a Chiasso, gli costa €40 e una volta cambiate gli euro tratti, compra quella. Alla fine vedete bene che non c'è stato nessun efficientamento, non è che uno è produttivo, l'altro non è produttivo, che uno è corrotto, che l'altro non è corrotto, che uno è lazzarone, l'altro invece è lavoratore, così tipo. Le due sedie sono uguali, la fatica fatta dai due artigiani per realizzarla a Como piuttosto che a Chiasso è esattamente la stessa, ma si cambia il tasso di cambio tra il franco svizzero e l'euro, che cambia il listino prezzi. E quindi a un certo punto uno vende e l'altro si trova invece col magazzino pieno. Veramente io mi danno per far capire questa banalità, perché è una banalità, e quindi ogni artigiano, ogni albergatore che magari in Emilia o in Liguria si trova l'albergo vuoto, ma le dice la sorte o pensa di non essere lui abbastanza bravo a fare pubblicità o cose di questo tipo, non sa o magari non capisce che essendo l'euro troppo forte, da tutto il mondo vede con i prezzi troppo caro, e quindi invece di andare in vacanza ad Imperia, invece di andare in vacanza a Santa Margherita, invece di andare prendono e vanno a Santo Domingo, vanno da qualsiasi altra parte dove gli costa di meno. Ecco, l'obiezione, Claudio, l'obiezione a proposito di imprenditori in particolare, che la conseguenza dell'uscita dall'euro sarebbe la svalutazione della lira, il che da una parte favorirebbe le esportazioni, ma dall'altra renderebbe, questo dicono in Confindustria, più carissimi i beni importati, le materie prime, cioè la bolletta di famiglie e imprese diventerebbe molto più salata. Punto di domanda: i benefici derivanti dalle esportazioni compenserebbero i danni derivanti dal caro energia? Così ragiona. Vedi, Giulio, ti ringrazio, perché questo qui è un altro punto che non viene capito, no? La gente probabilmente pensa che l'importazione che la materia prima, una volta importata, poi svanisca, no? Il valore della materia prima, una volta importata, si mantiene. L'unica cosa che varia, faccio un esempio anche qui che tutti possono capire. Io sono un orafo di Valenza, no? Allora cosa succede? Io importo l'oro, perché noi le miniere d'oro non ce l'abbiamo, meglio ce l'avevamo, non sono più convenienti. Comunque allora io importo l'oro, dopodiché il valore dell'oro al grammo è minimo. Quello che conta è la mia maestria, il mio lavoro di artigiano, no? In modo tale da riuscire a ottenere da dell'oro grezzo il gioiello che poi dopo io vendo sul mercato, che è in concorrenza con gioielli francesi, con gioielli tedeschi, con gioielli svizzeri, cose di questo tipo. Ora, la parte del lavoro che io ci metto è quella che viene a quel punto riparametrata o cambiata dal cambio.
Il valore dell'oro è uguale con qualsiasi moneta io ragiono, cioè non è che l'oro espresso in pizze di fango del Camerun, no? Alla fine se noi facciamo il cambio il valore è esattamente lo stesso, quindi quando io una volta che lo prendo non è che si svaluta la materia prima, la pago di più ma incasso di più quando la vendo. Non so se riesco a far passare il concetto, cioè vale a dire io pago di più l'oro per comprarlo, ma nel momento stesso in cui lo vendo questo costo in più che io ho sostenuto per comprarlo mi rientra, perché non è che si svaluta l'oro, no? una volta che l'ho acquistato. Ma la questione, per esempio, nel libro, nel manuale, diciamo, c'è anche questo punto, il nono punto, la nona domanda, le materie prime, la benzina, dicono che se svalutiamo costeranno una fortuna. È vero? È una delle domande del manuale, perché uno dice, tocca importare, oppure la bolletta energetica, no? Allora, quello che uno deve valutare è che la materia prima, quella che intendevo io come nell'esempio precedente, vale a dire l'oro utilizzato dall'Orpo, no, per realizzare l'anello, in tutte le lavorazioni è parte minimale, nel senso che noi qualsiasi cosa consumiamo, mangiamo, noi non mangiamo alla mattina una barra di cromo, no? Piuttosto non è che certo, non è che mettiamo nella macchina il petrolio grezzo, no? No, non mettiamo nella macchina il petrolio grezzo, non mangiamo una barra di manganese alla sera perché ci sentiamo giù, o cose di questo tipo. Quindi non so, se noi prendiamo una qualsiasi cosa che... Allora, innanzitutto, le materie prime e le parti importate contano soltanto in misura per alcuni beni, no? Della nostra spesa, motivo per cui quando io mi sgolo e nonostante certi professoroni, vedi per esempio il fenomenale Michele Boldrin, che ho avuto la sfortuna di rincontrare ancora una volta in trasmissione una volta, fanno credere che la svalutazione è uguale all'inflazione, veramente è terrorismo gratuito, perché le spese che noi facciamo ogni giorno soltanto marginalmente vanno a toccare prodotti che importiamo. Cioè se io esco, per esempio stupidissimo, se io esco e vado a farmi tagliare i capelli, no? La nostra moneta potrebbe essere 1, 100, 300 rispetto alle altre monete, ma non cambia niente perché il rapporto tra me e il barbiere è regolato esclusivamente con moneta italiana, no? Non c'è nessun passaggio di moneta estera. Stessa roba se vado in lavanderia, poi dopo o se vado dal fruttivendolo che mi vende un prodotto mio, o dal macellaio che mi vende la mia bistecca, vado a casa, me la cucino. Poi dopo la domestica la pago con non è importata, o meglio, magari viene da un altro paese, ma non è un'importazione, fin qui di materie prime non ho ancora viste, neanche dipinto. Se ci compriamo un telefono o qualcosa del genere, la parte delle materie prime, no, del telefono così tipo è minimale. Se prendiamo la pasta, che ogni tanto, e lì a quel punto lì prendiamo la pasta e incredibilmente un po' di grano lo importiamo. Anche lì uno dice potremmo magari ingegnarci e costruirci e coltivarcelo da solo, il grano non è che ci manca la terra, ma anche lì deve convenirci. Fino adesso conviene importarlo, no? Allora cosa succede? Nel pacco di pasta il grano importato, quindi quello che fa la funzione di materia prima, è pochissima cosa. In realtà è quasi tutto la lavorazione poi dopo della pasta fatta dalla barilla di turno, no? E similare. L'impacchettamento, la pubblicità, Banderas che quello sia un'importazione, Banderas che ti fa la pubblicità in televisione e così via, altrimenti il costo del grano è minimale. Prova ne è che i prezzi delle materie prime oscillano tantissimo normalmente nei mercati internazionali, ma noi non ce ne accorgiamo. Tutti i valori delle materie prime, no? Metalli e così via, sono racchiusi in un indice che si chiama CRD. Quest'indice, per dire, l'anno scorso è sceso del 25%, ma non mi risulta che le cose siano diventate più economiche di un quarto, o che noi siamo diventati più ricchi del 25%, no? Perché in realtà non varia. Per la benzina c'è stato sabato, quando siamo andati a Roma, che è venuto anche Matteo Salvini a fare questo bellissimo convegno organizzato dall'Associazione Asimmetria, quella per intendersi di cui è presidente Alberto Bagnai, dove quasi tutti gli economisti d'Europa che sono contrari all'idea dell'euro si
ben altra eco da parte della stampa. Vedi per esempio un ex commissario europeo, quello che ha fatto anche dei disastri non da poco, no? Il commissario Fritz Bolkestein, che si è pentito e ammette che è tutto un errore, che l'Unione Europea è assolutamente da smantellare. Ecco, all'interno di questo convegno il professor Bagnai ha presentato uno studio scientifico con tutti i dati, tutte le simulazioni e così via, quindi inattaccabile, dove fa vedere come cambierebbe il prezzo della benzina in caso di svalutazione. Ebbene, con una svalutazione del 40%, quindi stiamo parlando di veramente oltre il prevedibile, no? Diciamo così, di quello che può essere una soluzione, perché a quel punto le Ferrari cominciano veramente a costare molto poco all'estero e avremo la fila di gente che compra le nostre cose. Comunque col 40% di valutazione e togliendo soltanto 6 centesimi delle ultime accise messe da Monti, Renzi, Letta e così via, l'incremento del prezzo del carburante, cioè il prezzo del carburante andrebbe a 1,81 da verde. Direi che possiamo sopportarlo, tenuto presente che possiamo anche toglierne un po' di più di accise, perché una volta che siamo liberi, poi dopo tutte queste eurotasse, no, che ci hanno messo sulla benzina, cose di questo tipo, poi dopo possiamo anche togliere. Claudio, abbiamo la pubblicità, l'unico stacco pubblicitario, e poi torniamo in diretta tra poco. Eccola là, mia moglie. Sono 2 giorni che mi sta addosso perché vuol lavare le tende. Ma non ho mica più 20 anni io. E se cado dalla scala? Ma Mario, smetti di lamentarti e chiama la GMG. Con il loro sistema su e giù puoi far scendere le tende senza usare più la scala. Davvero? Certo. Chiamalo 02 36 51 64 40 o visita il sito gmg-srl.net. Su e giù per non cadere più. 02 36 51 64 40. Onoranze Funebri D'Antoni. Competenza, discrezione, professionalità. I prezzi più bassi del nord Italia. Servizio completo a 1.386 euro, escluse spese comunali. Varie sedi a Milano e Interland. Assistenza anche per il disbrigo delle pratiche amministrative. Per info 800 910 217 o www.onoranzefunebridantoni.it. E adesso chi lo dico? Mi sento così sola. Telefona a noi. Parlarne con qualcuno è un buon inizio per cercare una via di uscita. 039 66 12 807. Un amico al telefono. Siamo qui per ascoltarti. Potrebbe capitare anche a te. Ricorda questo numero: 039 66 12 807. Non rimanere solo. Chiamaci dalle 18 alle 22, da lunedì al sabato. 039 66 12 807. L'olio più buono non si scorda mai. E neanche una fantastica promozione. Quella dell'olio Acerbis. Oggi l'olio Acerbis ti fa un'offerta unica e irripetibile. Al costo di 75 euro anziché 113 euro riceverai direttamente a casa, compreso il trasporto, 6 bottiglie del miglior olio extravergine, una padella della Ballarini in pietra ullare e una tovaglia di fine cotone bergamasco. Cosa aspetti allora? Approfitta subito di questa imperdibile offerta. Chiama ora lo 030 68 40 408. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. Radio Padania Libera. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Padania Libera. La radio con il bollino verde.
Rieccoci in onda con noi Claudio Borghi Aquilini. Claudio, mi soffermo ancora un attimo su questo punto. Oggi siamo partiti dal punto di vista di chi opera nell'attività economica non a livelli appunto delle 50 imprese che secondo il Sole 24 Ore sarebbero toccate anche per quanto riguarda la questione dei prestiti obbligazionari sui mercati internazionali, ma molto più in basso, che è poi la gran parte dell'economia reale. Allora, il quotidiano di Confindustria ragiona così, la trappola Boldrin alla quale facevi riferimento prima. Si esce dall'euro, la lira si svaluta, caro energia, aumento dell'inflazione, Banca d'Italia che alza i tassi di interesse e questo potrebbe aggravare il credit crunch, cioè la difficoltà delle banche a concedere prestiti alle imprese. Una tua osservazione su questo modo di ragionare, su questo punto? Allora, innanzitutto veramente è sempre spuntato secondo me lo spauracchio dell'inflazione, vale a dire fanno credere che l'inflazione, che peraltro nessuno ancora ha visto, cioè in questo momento siamo peggio che come si chiama, il deserto dei Tartari, no? Cioè non è che se siamo lì a aspettare che arriva l'inflazione, questa qui arriva. L'inflazione arriva nel momento stesso in cui c'è una ripresa economica. Perché anche qui cerco di metterla strabanale ai nostri ascoltatori, ma tanto loro sanno benissimo, meglio di me, ormai hanno capito e sanno riconoscere sicuramente queste balle. Se domani tutti raddoppiano i prezzi, noi possiamo comprare la metà. Perché già adesso non abbiamo i soldi, cioè non va d'accordo il discorso della gente che non arriva a fine del mese con l'inflazione. Penso che tutti ci arrivano, nel senso, se io non arrivo a fine del mese significa che la mia quantità di denaro è data, no? Certo. Non è che posso scegliere di spendere il doppio, di spendere il triplo, cose di questo tipo. Quello che ho spendo e poi non c'è. E questa è la grande maggioranza in questo momento dei cittadini, no? E quindi è per quello che i prezzi non salgono. Il commerciante non è un benefattore, il commerciante, se potesse alzare i prezzi li alza. Supponiamo che ci sia un bene venduto da un commerciante che va a ruba, no? E che non appena lo mette sul bancone sparisce perché tutti lo comprano. La prima cosa che fa il commerciante, e lo capisco, è alzare il prezzo, no? Perché a quel punto uno dice, insomma, io a 5 li vendo tutti, provo a vedere se li vendo tutti anche a 6, no? E quindi i prezzi al momento sono dati dalla domanda e all'offerta. Se non c'è domanda, è molto improbabile che i prezzi possano salire, perché con quali soldi la gente va a pagare delle cifre più alte che non ne ha. Per cui noi in questo momento siamo addirittura invece in una situazione di deflazione, dove per esempio abbiamo dei prezzi di cose importanti che non vengono registrate nel paniere dell'inflazione. Pensiamo per esempio alla casa, dove è evidente a tutti che i prezzi stanno calando. Quindi molto banalmente perché cominciano a essere sempre meno le persone che possono avere a disposizione magari 300.000 euro per comprarsi un appartamento, no? E allora a quel punto lì cosa succede? Magari c'è sul mercato invece tanta gente che comincia ad avere bisogno o che non ce la fa più a pagare l'IMU, non ce la fa più a pagare le nuove tasse, non è sulla casa, meno gente che compra, più gente che la vende e i prezzi scendono. Questo è legge di domanda e offerta. Per cui l'inflazione in questo momento non se ne vede, no? Quando c'è l'inflazione o quando c'era l'inflazione, o se supponiamo che l'inflazione, se noi svalutiamo, si ribalta sui beni importati, allora uno fa questo ragionamento, no? Del tipo, gli stipendi sono fissi, l'inflazione fa salire i prezzi e quindi il mio salario reale si svaluta, no? E io divento più povero, no? Questo è il ragionamento grosso modo che fanno più o meno tutti. Però attenzione, c'è una mistificazione, no? in tutto ciò, vale a dire il salario, quindi la cosa che io ho a disposizione, il reddito, no? Che se io parlo di salario viene in mente l'operaio, ma in realtà il reddito è derivante da quanto vende il commerciante magari, certo. È derivante da quanto va bene la mia fabbrichetta se vado. Il reddito dipendente dall'economia
ma anche per il singolo lavoratore o per il prestatore di servizio. L'esempio che faccio sempre è questo: è messo meglio una situazione in cui, dov'è che ha più potere il lavoratore? Cos'è che preferisce? Una roba dove c'è un lavoro per 2 operai o per 2 lavoratori che lo vorrebbero fare, oppure una situazione dove c'è un operaio con 2 persone che chiedono lavoro? Mi sembra che la disoccupazione, che è quella che in questo momento è diretta conseguenza della moneta troppo forte, sia un problema di gran lunga superiore rispetto a quello che potrebbe essere eventualmente un aumentino di prezzi, un aumentino di inflazione. Perché? Perché se aumentano i prezzi da inflazione, e però noi ripartiamo con l'economia, il reddito sale. E quindi allora cosa succede? Che se io ho il mio lavoro richiesto, posso avere aumenti, posso fare straordinari e cose di questo tipo, allora il mio notazione economica, la W del reddito, sale magari del 10%, no? Perché aumento le vendite, perché ho più gente nel mio ristorante, perché ho più gente nel mio albergo, ho più gente nel mio negozio e così via. Il reddito sale del 10%, i prezzi a seguito dell'inflazione salgono del 3%, e io sono il guadagno di 7%. Viceversa, se io sono uno dell'Electrolux, dove mi vengono a dire sai cosa c'è di nuovo, stipendio al 50% oppure ti licenzio, tutti i prezzi in rapporto al mio reddito raddoppiano se io accetto lo stipendio al 50%. Quindi è come se io avessi un'inflazione del 100%, no? Perché a quel punto i miei prezzi, io dalla mattina alla sera mi trovo con metà reddito e i miei prezzi raddoppiano. Ognuno pensi quanto può essere sceso il suo reddito rispetto ai momenti buoni. Ecco, i prezzi sono rimasti fermi, sì, non c'era un'inflazione, meno male, guarda che bello, l'euro ci ha protetto dall'inflazione. E non è vero, perché l'inflazione non c'è da nessuna parte del mondo occidentale, no? Che io sappia, compreso il Giappone, America, cose di questo tipo, che pure hanno stampato un'inverosimile quantità di moneta. Ma va bene, diciamo che è stato l'euro che ci ha protetto dall'inflazione, ma se dall'altra parte ci ha ridotto i salari, i nostri redditi, quello che guadagniamo, e mica ci abbiamo guadagnato. Claudio, qua c'è il punto 23, poi vorrei farti un'altra domanda prima di aprire le linee telefoniche e anche di leggere i messaggi che peraltro si possono inviare anche in questo momento via SMS al 346 6427 756. Il punto che mi viene logico collegare al tuo discorso è il punto 23 del manuale che si può scaricare dal sito bastaeuro.org, laddove si va incontro a un'osservazione che un cittadino, un artigiano, un imprenditore potrebbe fare, ovvero: io sono oberato di tasse oltre che di burocrazia. Se in questo benedetto paese finalmente, come dice Renzi, cominciamo a fare le riforme, tagliamo il cuneo fiscale, abbassiamo la pressione fiscale, diventiamo competitivi senza bisogno di uscire dall'euro, giusto? Sì, giusto ma sbagliato, perché in realtà l'euro è l'euro stesso che ci impone la pressione fiscale, è il sistema dell'Europa che ci impone la pressione fiscale esagerata. Pensiamo, adesso io non vado neanche a nominare il fiscal compact o cose di questo tipo, che già significa che chissà da che parte ci devono trovare le tasse, ma noi non possiamo presentare delle politiche dove diciamo andiamo ad abbassare le tasse, ci dicono no, non puoi, no? Non solo, se per caso vuoi trovarle da qualche parte, le devi togliere da un'altra. E approfitto per indicare cos'è la strada che stanno cercando di raggiungere. Perché dicono ti do il contentino degli 80 euro, questi famosi, no? Che poi dopo sono proprio curioso di vederle e ce vado a tassare altro. Perché riducendosi il lavoro, aumentando la disoccupazione, allora lo Stato, che traeva normalmente, come è giusto che sia, no, le sue tasse dai redditi, no? Allora cosa succede? Riducendosi i redditi, perché c'è sempre più gente disoccupata, aggredisce invece quello che non è reddito, quindi aggredisce i risparmi, aggredisce la casa. Non è un caso che arriva la Tasi,
o chi per esso, perché non potendo più tassare i redditi, perché con soddisfazione dell'Europa tutta, perché i redditi diminuiscono, allora cosa faccio? Ti aggredisco nella tua richiesta, e quindi la tua richiesta che cos'è? Tipicamente la casa. E allora vado a tassarti la casa e te la tasserò sempre di più, perché se non riesco ad avere quello che mi chiede l'Europa dai redditi, lo vado a prendere dalle cose. Quindi quando vi dicono bisogna passare dai redditi alle cose, no? Sembra che stiano dicendo una cosa intelligente, no? Così di questo tipo. In realtà stanno raschiando il barile, e il barile siete voi. A casa non dovrebbero toccarvela neanche con un dito, perché è stata comprata con redditi stratassati. Beh, poi tra l'altro è di proprietà, non fa reddito. Non capisco perché uno dovrebbe accampare delle pretese. E ovviamente poi l'imposizione sulla casa si trasforma anche in una diminuzione di reddito, perché tu le tasse le devi pagare monetariamente traendole dal tuo reddito effettivo, quindi diciamo è un circolo vizioso in più. Ma certo, i soldi che uno paga da una parte sono sempre gli stessi dall'altra. Non è che ogni tanto usano questi trucchetti, ogni tanto usano dei trucchetti del tipo mettiamo una tassa in favore della sciagura, della guerra della Bissinia, così di questo tipo. Ma non esiste, cioè nel senso che i soldi che finiscono sempre tutti nel calderone dello Stato che poi paga, no? Cioè non è che uno deve mettere in relazione una spesa con un incasso. Ma attenzione, quello che voglio dire io è, se fosse possibile recuperare competitività tagliando tasse, e quindi se io taglio le tasse, no, cuneo fiscale di questo tipo, e con questa manovra qua riusciamo a guadagnare competitività, la Germania può reagire subito e reagirà. Vale a dire, supponiamo che non è, vale a dire, il fiscale, giusto per rimettere in proporzione, no, come stanno le cose. Il famoso cuneo fiscale, c'è certa gente che io sento che fa un ragionamento di quel tipo lì, appunto, dice: ma se noi tagliamo il cuneo fiscale diventiamo più competitivi, no? Perché il costo del lavoro costa di meno, e a quel punto poi dopo vendiamo più prodotti senza bisogno di svalutare e siamo a posto. Ora, il nostro cuneo fiscale è in maggioranza costituito dai contributi, no? Contributi previdenziali, quelli con cui si paga la pensione. Già adesso, con il livello di disoccupazione attuale, no? La differenza tra quanto si paga, quanti lavoratori pagano come contributi e quello che incassano i pensionati si sta avvicinando a grandi passi verso i 50 miliardi di euro all'anno. Quindi chiunque ha una pensione deve dormire preoccupato, perché l'euro gli sta minacciando anche la sua pensione, perché creando disoccupazione non ci sono più soldi che entrano come contributi, e chi è pensionato deve sapere che la sua pensione non viene mica da un porcellino salvadanaio gigante che c'è giù a Roma, dalla quale poi dopo man mano si preleva. Ma la sua pensione è ottenuta dai contributi pagati da chi sta lavorando. La differenza poi dopo ce la mette lo Stato, vale a dire le tasse, la fiscalità generale. Per cui cosa succede? Succede che nel momento stesso in cui io vado a tagliare il cuneo fiscale, quindi taglio tasse, taglio contributi, mi si crea un buco dall'altra parte. Perché se io non pago contributi mancano poi dopo i soldi per poter pagare le pensioni, no? E le devo prendere con cosa? Delle tasse. E quindi è incredibile, cioè non si riesce la coperta è troppo corta se io non sistemo il cambio. Non ci arrivo. A proposito, Claudio, di competitività, poi diamo uno sguardo all'attualità più immediata, perché alcuni quotidiani, Libero in particolare oggi, pubblica le liste elettorali, no? Visto che comunque stiamo andando verso le elezioni europee, che dovrebbe essere questo periodo anche un periodo di discussione di questi argomenti, no? Ma ne parliamo dopo. A proposito di competitività e impresa, io ho letto in settimana, l'altro giorno, sulla Stampa di Torino, un'intervista a Hans Werner Sinn, presidente dell'istituto di ricerca tedesco IFO e già consigliere della Corte Costituzionale, fiero avversario degli scudi protettivi inventati dalla Banca Centrale Europea di Draghi,
e il quale a un certo punto, a proposito di competitività, dice: certamente con questa moneta unica, con l'euro, alcuni paesi hanno problemi di competitività e l'Italia è il primo fra questi. È giusto che alcuni paesi deflazionino per ripristinare la competitività necessaria alla sopravvivenza della moneta unica, ma se fosse possibile uscire dall'euro tutto sarebbe molto più semplice. Soltanto nell'Eurozona siamo davanti a problemi talmente intricati da essere quasi non risolvibili, cioè se fosse possibile uscire dall'euro staremmo meglio. Rimanendo nell'euro, l'Italia, dice Sin, è tra gli sconfitti, i grandi sconfitti, anzi dice lui, dell'euro. Ma i suoi problemi, grazie a un'industria che di fondo è competitiva, anche se è diventata troppo cara, sono risolvibili. A che prezzo però? L'Italia ha la possibilità di prosperare nell'euro se accetta un decennio di stagnazione. Dovrà lasciare che prezzi e stipendi crescano molto meno che negli altri paesi. Mettendo tutto insieme, a me pare di capire, se uscissimo dall'euro, dice anche Sin, sarebbe molto meglio. Ma a un certo punto Sin, no, che fa i suoi interessi ovviamente in maniera smaccata, adesso vediamo perché, però che ha una reputazione da difendere come economista, non può mentire in maniera così clamorosa come invece fanno certi economistelli di casa nostra, no? Vedi per esempio il citato precedentemente, oppure quelli di quel curioso appello che avevamo commentato giovedì scorso proprio sul Corriere. Sì. No? Allora lui è una persona che ha una reputazione, quindi non mente e dice esattamente quello che è, no? Per cui anche lui riconosce che l'euro è stata una fregatura enorme e riconosce che se uscissimo dall'euro staremmo meglio. È quello che stiamo dicendo noi, quindi ve lo dice persino il più conservatore dei tedeschi, no? Per la serie ma in realtà le fantasie di Borghi, le fantasie di Salvini, no? E così via. Questo lo dice proprio il retrivo, no? degli economisti tedeschi. Poi cosa fa lui ovviamente però? Lui fa il suo interesse e dice: tu non puoi uscire, no? O quantomeno diciamo che non puoi uscire, non è vero. E tu cos'è la ricetta che ti propone? La deflazione, vale a dire, tu pian piano per 10 anni di lacrime, no? Immagina che bella prospettiva che diamo ai nostri figli, no? Ai nostri lavoratori e così via. 10 anni di così ma un po' peggio, no? Con continui licenziamenti, con continue chiusure di fabbriche e così via. Allora a questo punto tutti licenziati, tutti al bordo della strada, si accetta il tozzo di pane, ve lo traduco perché la deflazione salariale è così. Il lavoratore disperato a quel punto accetta qualsiasi cosa, il lavoro a 200 euro al mese, 300 euro al mese, no? E così di questo tipo. A quel punto, quando tutti si sono accettati il bel lavoro a 200-300 euro al mese, a quel punto è competitivo, no? E beh, grazie. Cioè io invece per fare un prodotto prima avevo un operaio, un impiegato che veniva pagato 700 euro, e quindi questo se lo paga si rifletteva sul prezzo del prodotto. Se lo pago 300 il prodotto costa di meno, no? E quindi il ritorno competitivo. Grazie Sin che ci hai detto questa simpatica cosa. Il problema che cos'è? Dov'è l'interesse di Sin? L'interesse di Sin è che la Germania è creditore, quindi se io potessi svalutare la moneta, i suoi crediti si svalutano, vale a dire è lui che prende meno soldi, no? Se invece fa svalutare il lavoro, i crediti, i nostri debiti rimangono sempre quelli, anzi molto più grossi in proporzione agli stipendi, no? Perché come uno che normalmente pagava 300 euro di rata di mutuo, con uno stipendio di 1.200, se gli porti lo stipendio a 600, la rata rimane sempre 300, però a quel punto diventa un disastro, no? Di questo disastro non frega niente, lui rivuole i suoi, i suoi 300 euro di rata di mutuo esattamente con la stessa moneta che ci vuole, e dice: problemi del lavoratore, che deflazioni lui, che vada lui in miseria, che si taglino gli stipendi, che si taglino che si licenzi la gente e così via. Ma non si può prendere in considerazione dal suo punto di vista la svalutazione della moneta, perché a quel punto ci perderebbe lui. E noi cosa facciamo? Dobbiamo scegliere se far perdere Sin, che ha prestato incautamente, no? Perché non è che chi presta i soldi è bravo e chi li prende a prestito è cattivo, Cioè, è un contratto dove tutte e due si assumono dei rischi. E allora cosa succede? Noi dobbiamo tutelare Sin o
salvare un nostro lavoratore. Pensiamoci. Bene, Claudio, prima di aprire le linee, adesso sono già arrivate le 11:30, qui avremo bisogno di raddoppiare il tempo della trasmissione da 1:20 a 2:40, anche perché nel frattempo mi sono arrivati una valanga di SMS, c'è gente che mi bacchetta perché non ho ancora aperto la casella di posta elettronica, cosa che faccio istantaneamente perché anche lì arrivano domande. Però prima, visto che tutti leggiamo i giornali alla mattina e quello è anche il mio mestiere per inciso, sui giornali sono state pubblicate le liste dei elettorali dei vari partiti per le prossime elezioni europee. Intanto, punto primo, tu sei candidato con la Lega Nord in 2 circoscrizioni, nord-ovest e centro, per cui vorrei chiederti come la vivi questa avventura politica, credo per te sia una novità assoluta, e all'interno di un partito come la Lega Nord, che certamente da giornalista tu hai osservato da tempo, da uomo del Nord conosci molto bene, però un conto è conoscerlo come cittadino, come giornalista, come persona diciamo che vive al di fuori del movimento partito, e un conto è magari cominciare a muoverci dei passi dentro, che sono stati dettati dalle tue posizioni, da ciò che pensi e che credi come economista e come analista diciamo dei fatti economici, oltre che come giornalista, e quindi diciamo che il cammino di avvicinamento con la Lega è nato sulla base dell'analisi della realtà e dell'economia, no? Se non sbaglio, però me lo dirai meglio tu, e ti chiedo anche proprio a livello personale come vivi questa avventura e quali sono i motivi che ti hanno indotto a dire ok, mi candido per il Parlamento europeo, sperando che possa essere utile, no? E in che senso secondo te può essere utile andare là al Parlamento europeo a fare cosa? Visto che molti dicono il Parlamento conta poco, eccetera, eccetera, tutte queste storie qua. Primo. E punto secondo, poi vedendo le liste, diciamo, adesso non voglio fare quello che critica sempre gli altri perché deve tirare l'acqua al proprio mulino, ma vedendo un po' le liste elettorali dei vari partiti, ho la sensazione, mi ha colpito tra gli altri, così curiosità antropologico-politica, che capolista al sud per il nuovo centrodestra di Alfano è Lorenzo Cesa, che se non sbaglio è il segretario dell'UDC tra l'altro, no? A meno che sia un omonimo. E comunque in generale diciamo ci sono candidature che a mio giudizio non rispecchiano molto il senso politico, forse per la prima volta importante, di queste elezioni europee, perché qua siamo davanti a un passaggio importante, dovrebbe essere un passaggio importante quello delle prossime elezioni, perché insomma non è che stiamo come tante altre volte in passato facendo un sondaggio elettorale a uso interno utilizzando il voto europeo. Stavolta il voto europeo potrebbe o dovrebbe avere una certa importanza, perché siamo su un crinale economico difficile. Abbiamo capito e stiamo capendo, anche grazie al lavoro di te e di altri, che insomma l'Europa non è un'entità tanto astratta o soltanto ridicola, quella dei cetrioli e della curvatura dei cetrioli. L'Europa è anche la moneta, è anche una serie di condizionamenti molto molto pesanti sulla realtà economica, sulla realtà fiscale, su quello che ci aspetta per il futuro, sui condizionamenti della nostra vita poi reale, materiale, del nostro benessere, della nostra possibilità di guardare avanti. E insomma dovrebbe essere questo il senso delle prossime elezioni europee. Invece ho la sensazione che, guardando un po' le candidature, ci si stia andando un po' con lo spirito di sempre, senza mettere le mani, l'attenzione, la testa, il cervello in queste questioni essenziali, no? O sbaglio, Claudio, non so. Ho messo insieme un po' di cose, guarda, la tua vicenda... No, ma è tutto chiarissimo, Giulio. Io penso che in questo caso nella testa di tanti altri segretari di partito manchi il rispetto. Manchi il rispetto degli elettori, manchi il rispetto della nostra gente, rispetto che invece prometto solennemente di avere io nei confronti della Nord, che mi ha fatto questo onore, perché sì, è vero, per me è una novità assoluta. Io, figurati, sono sempre stato un lavoratore di altri ambiti, no? Non ho mai fatto politica neanche 15 avevo pensato, quindi sì, è vero, per me è un'esperienza nuova. Sono anche uno che come dire, aveva sempre avuto lavori di una certa responsabilità, e quindi non è che vado per la poltrona, no? Che guadagno tantissimo, no? Cose di questo tipo, non è il mio caso, fortunatamente per me.
però devo dire che capisco che cos'è stato il peso e la serietà o l'importanza di questa proposta, di questa scelta da parte di un partito come la Lega. Vale a dire, altri partiti non gliene frega niente, cioè potrebbero tranquillamente, pur di mettere il nome in lista di questo tipo, va bene. Un partito di militanti come la Lega, io so cosa vuol dire una candidatura da parte di un esterno, di un indipendente. E posso assicurare che il fatto che il popolo della Lega, i militanti e così via, mi abbiano accolto con passione, con affetto, sono soddisfatto di mail, tweet, mi fermano più strada, così di questo tipo, per me vale 10 volte tanto. Perché so che normalmente in un partito come la Lega uno la candidatura se la deve guadagnare col sudore sul campo. E il fatto che arriva un esterno, no, e viene candidato è una cosa che significa moltissimo. Io sono molto consapevole di questa cosa, ho un rispetto incredibile per il lavoro dei militanti e posso solo dire che lavorerò per loro. Vale a dire, quello che non ho fatto perché facevo un'altra cosa e che mi assorbiva 24 ore al giorno, vale a dire lavorare nei mercati finanziari, insegnare cose di questo tipo, quindi non ho avuto modo di fare le trazioni così, no? che invece tanti hanno fatto, tanti militanti hanno fatto. La ripagherò questo loro affetto lavorando il triplo per voi e facendovi vincere, perché a questo punto io voglio vincere, voglio far vincere la Lega Nord e voglio soprattutto tirare fuori il mio paese da questo incubo. Il fatto che Matteo Salvini abbia capito appieno l'urgenza e quindi sia stato pronto anche a decisioni straordinarie come questa è la prova migliore che ci crediamo. No, cioè, c'è tanta gente che dice va bene, ok, qui ma in realtà sono speculazioni elettorali, così. Può andare bene per altri partiti magari, che hanno delle posizioni un po' furbette, no, o similari. In questo caso più chiaro, più trasparente, più lineare, no, delle scelte fatte da Matteo Salvini e dalla Lega Nord in merito a questo tipo di programma penso che sia impossibile. Cioè, prendere e iniziare un percorso tematico con una proposta politica dura, forte, era pericolosa da tracciare, ma non c'era tattica. Penso che tutti siano in grado di vedere che non c'è stato nulla di tattica elettorale, andiamo a prendere questi scontenti e così questo tipo. È stato semplicemente un interpretare quello che la nostra gente sente, e al nord tutti capiscono che ormai stanno capendo che la situazione non è più sostenibile, in una maniera assolutamente lineare, con una proposta politica chiara, non è mai cambiata niente, non ci si è fatti spaventare dai 1000 attacchi che ci sono stati e arriveranno ancora. Si è arrivati persino a congegnare appunto un'alleanza internazionale con la Le Pen, che tra parentesi fu giusto quando ha incenerito quella fenomena della Gruber, no, l'altra sera 8:30. Comunque si è visto veramente quando ci sono le persone con le palle, anche se sono donne, e vedi che gli argomenti poi dopo saltano fuori. Perché? Per non dare una cosa, per fornire una proposta politica a tutto tondo, vale a dire, non è che noi diciamo usciamo dall'euro così, no, usciamo dall'euro, vi stiamo dando la cifra di sicurezza, vale a dire, se riusciamo a vincere, no, anche a livello europeo, abbiamo anche gli alleati con cui poi dopo realizzare poi questa liberazione, questa uscita dall'euro. Quindi nessun altro partito ha una proposta così chiara e così concreta, perché alla fine neanche parlano con i loro referenti o i loro alleati in Europa. Ma pensate un po', Forza Italia è nel PPE, che è il partito della Merkel. Cosa vuoi che faccia? Grillo. Nulla, cioè, c'era la possibilità offerta da Marine Le Pen di entrare in un'alleanza con tutti i movimenti anti-euro per poter ribaltare finalmente la moneta unica. Subito ci ha messo un secondo a dire no, noi non ci interessa, noi non lo facciamo. E che cosa vuol fare? Vuol fare da solo? Vuol
referendum europeo, c'era la possibilità di dire ci sto su questo punto del programma, poi gli altri posso fare quello che voglio, così come la Marine Le Pen non dice nulla sui nostri punti relativi al federalismo, dice ognuno a casa sua è libero di fare quello che si vuole rispetto per l'autodeterminazione dei popoli, più di così, però dice, al di là di questo l'importante è cambiare. E gli altri invece, si è visto anche dalle liste, questo rispetto non ce l'hanno. Quindi bene per noi, però dobbiamo veramente partire e pensare che questa è la battaglia della vita. So che tutti i militanti, so che tutti gli ascoltatori di sforzi ne fanno, scaricano il libretto, parlano con tutti, parlano con amici e così via. Bisogna fare ancora di più, perché veramente possiamo vincere, i sondaggi ci stanno vedendo in movimento, la nostra proposta è recepita da sempre più persone, gli altri mettono in campo, signori, vabbè, se andate a votare la Zanicchi, ecco, io non so veramente che dire in Europa. Noi abbiamo la possibilità veramente di fare bene. Allora, abbiamo 20 minuti circa, 2 ascoltatori in attesa per parlare in diretta allo 02 66 20 35 29, con noi Claudio Borghi Aquilini, e poi ho una caterva di SMS con termine elegante da girarti. 2 telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Giuseppe dalla provincia di Lecco. Ciao Giulio, Padania Libera. Vorrei ringraziare il professore su ciò che ci ha chiarito. Io sono d'accordo in totum, però c'è un punto secondo me, che il vero colpevole è lo Stato centrale, con il suo sistema vessatorio addirittura ci uccide. Allora, cito 3 casi. Frontex. Allora, Frontex è stata, con un costo di 35 miliardi, è stata portata a 70. La sede è a Varsavia. Io dico, Mare Nostrum ci costa 300 milioni al giorno e tutti la capitaneria di porto cosa cacchio ci fa? 9 milioni al mese. Altra cosa, le autostrade gestite da Atlantis, ho capito perché ci sono gli aumenti. Guardate, io ho vissuto 15 anni in Germania, ogni anno le autostrade tramite Benetton Atlantis aumenta in base al costo della vita del 75% e abbiamo un costo di maggiorazione ogni anno del 4-5%. Il mio salario però non aumenta. Altre cose, una cosa che dopo chiudo. Allora, io ho lavorato come dipendente in Germania. Quando tu sei dipendente, il CUT che a me come datore di lavoro costava oggi costa 300 euro, lo buttano via. In Germania io faccio la dichiarazione dei redditi, metto tutto a carico, le mie spese sia di gestione macchina, treno, quant'altro, perché è giusto che se il commerciante lo fa lo deve fare anche il cittadino, e mi ritornavano alla bellezza di 5-6 mila marchi di ritorno. Allora questa era una battaglia che i sindacati avrebbero dovuto fare se avrebbero fatto una giustizia sociale. Abbiamo visto dove sono andati a finire. Grazie della trasmissione e grazie che mi avete ascoltato. Grazie. Buongiorno. Giuseppe, tante questioni. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, mi chiamo Fiorella, chiamo da Varese, col dottor Cainarca già ci conosciamo, ci siamo sentiti anni fa in altra occasione. Sì, salve Fiorella. Ecco, complimenti Giulio per tutto quello che fai e grazie. Complimenti anche al professore, ho tratto da internet le istruzioni e le stiamo leggendo in famiglia tutti molto attentamente. Ecco, il tuo quesito. Chiedo scusa? No, la tua domanda volevo sapere, Fiorella. Ecco, in breve la mia domanda è questa. Ritiene, forse esula un po' dall'argomento del giorno, ecco, però mi sentivo troppo male, non potevo evitare di telefonarvi. Cosa pensa il professore delle affermazioni di Alfano ieri alla Camera, in cui sostiene che l'Italia è una grande nazione? Secondo me, forse sbaglio, questo con la conferma da parte del professore e anche la tua opinione, l'Italia è un paese allo spasso. Va bene, scusate l'enfasi. Bene. E vi chiedo scusa per il tempo che vi ho portato. Salutiamo anche Fiorella da Varese e aggiungo Mario da Pavia via SMS che ti chiede: Claudio, cosa ne pensi di una nuova Bretton Woods, sistema a cambi fissi che permise il boom degli anni 50-60 pur non potendo svalutare? Mentre scrive ancora Giancarlo da Sondrio: la maggior causa dell'inflazione anni 70-80, oltre lo shock petrolifero, la scala mobile
trimestrale integrale all'ora esistente. Sul cedolino 2 voci, stipendio contratto e stipendio scala mobile. Ne aggiungo una terza, poi mi fermo un attimo perché sennò per telefono poi diventa difficile rispondere a tutti, ma basterebbe l'uscita della Francia per far crollare l'euro? Chiede Carlo da Brescia. Claudio. L'ultima più facile, sì, sicuramente. Se la Francia uscisse cade tutto, e quindi noi abbiamo secondo me abbiamo una data ultima di incubo, che è il 2017. Cioè, vale a dire, il 2017, che è l'orario, che è l'anno in cui ci saranno le elezioni francesi, sono convinto che se non la fanno fuori Marine Le Pen vincerà a mani basse, e il giorno dopo manterrà la promessa, perché non ha sicuramente nulla da perdere o da dire, e uscirà dall'euro. E nel qual caso sarà opportuno che noi ci siamo, in modo tale da poterla coordinare con lei e ridurre i danni. Questo è l'ultimo, per quell'epoca secondo me però saremo stremati, per cui l'intento è cercare di combattere ogni secondo della nostra vita per avvicinare questa data, no? In modo tale da avere meno da ricostruire. Poi dopo, il paese allo sfascio, sì, il paese allo sfascio lo vedono tutti. In questo momento, e poi mi riallaccio anche alla rapacità dello Stato evidenziata dall'ascoltatore precedente, in questo momento lo Stato, non avendo più la possibilità di gestire il denaro, è in concorrenza con noi. Mi spiego, se avesse ancora la sua sovranità monetaria, non avrebbe l'incubo di rimanere senza soldi. Invece ce l'ha, e quindi ogni soldo che paga deve prima procurarselo spazzandoci le nostre tasche. E il fatto è questo, che non è che uno può dire vabbè, riduco le spese, perché tanto se anche riduce le spese, e in ogni caso non ce ne siamo accorti, ma lo fa, perché ogni volta che noi vediamo qualche servizio che viene tagliato, qualche ospedale che viene chiuso, fondi che non arrivano e così via, quelli sono i tagli di spese, no? Per cui poi dopo ci lamentiamo quando vediamo certi servizi che chiudono. Bene, quelli sono tagli di spesa. Detto questo, lui taglia le spese, ma se dall'altra parte invece sta pagando o sta facendo debiti per prestare miliardi agli altri stati europei via Fondo Salva Stati, lì c'è poco da fare. E quindi, e soprattutto se deve per forza comprimere i consumi interni a botte di tasse, a botte di IVA e così via, per evitare che noi a quel punto, con 2 soldini in più che circolano, andiamo a importare troppi beni. Se noi importiamo troppi beni, non possiamo prendere a prestito denaro, lo Stato non lo può stampare, a quel punto poi dopo casca l'asino, e cosa succede? Stiamo in una palude dove tutti andiamo a toglierci quello che si toglie da uno finisce all'altro, e dove ce n'è uno in questa palude più grosso degli altri, che è lo Stato, che a quel punto diventa ancora più rapace, ancora più ladro, ancora più sfruttatore, in modo tale da potersi assicurare il denaro che ha per funzionare, perché a sua volta lui non può produrselo, e quindi diventa più famelico di quello che è prima, di quello che era prima. Poi Bretton Woods. Ecco, no, i vari sistemi gold standard, cambi fissi e cose di questo tipo, in realtà alla fine di solito funzionano sempre che partono bene e poi finiscono malissimo. Anche l'euro all'inizio sembrava partire bene, no? Tutto sommato, perché c'era credito facile, passaggi facili di capitale, così così, poi in realtà poi dopo si finisce male. Io non mi ricordo un sistema cambi fissi che non sia finito in disastro. Vedi per esempio appunto Gold Standard, Unione Monetaria Latine, così via, cioè alla fine SME iniziale, cioè Argentina versus America. Alla fine ogni volta che si fissa il cambio c'è uno che vince e uno che perde, quello che vince è il più forte e quello che perde è il più debole. Io sono perché questo strumento così perfetto, che è il cambio flessibile,
svolga banalmente la sua funzione. Veramente io non capisco la gente che si ostina a dire no perché io il mio cambio flessibile è brutto, cattivo, così. La cosa è così fatta bene. È una maniera di poter far andare avanti le economie di stati che legittimamente possono avere differenti velocità, differenti pesi e così via, in pace l'uno con l'altro. Non si capisce perché a un certo punto periodicamente salti fuori qualcuno che dice a me ma bisogna fissare i cambi, o meglio, si capisce perché è l'interesse del più forte, e di solito il più forte è anche quello che paga di più e quindi riesce anche a mettersi a libro paga tutta una bella lista di camerieri e servitori pronti a portare avanti le sue idee. Mi spiace, questa volta stiamo dal lato dei più deboli e per una volta vediamo di far sì che vincano loro. Ecco, c'è adesso Pino da Torino che si chiede in sostanza se il male non sia stato il cambio lira-euro. Per esempio un cambio 1000 lire e 1 euro poteva essere meglio. Mentre ancora via SMS, poi vediamo se riusciamo a sentire qualche telefonata, scrive ancora un altro ascoltatore: se le imprese in Italia chiudono perché non vendono, che problema le materie prime diventano? Cioè che problema è la materia prima e l'importazione di materia prima? Qua si chiude perché non si vende, il problema non è la questione delle materie prime che rincarano. Mentre Fulvio da Bergamo va sullo spiccio, per fare un mutuo, sto per fare un mutuo, meglio aspettare dopo maggio o vado tranquillo, scrive il nostro amico. E invece Franco via mail pone quest'altro problema a proposito di povertà se uscissimo dall'euro. Rimanendo nell'euro, spiegate cosa succederà quando verrà approvato l'ERF, European Redemption Fund. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, ti ricordi Claudio, a proposito di questa trovata, diciamo così, per gestire i debiti pubblici dei paesi della moneta unica. Prego Claudio. Allora, dunque, cominciamo dall'ERF che in pratica vogliono farci fare bancarotta preferenziale, vale a dire dove qualcuno si prende tutte le garanzie dei debiti e gli altri creditori, che sono per esempio i risparmiatori italiani, rimarrebbero a bocca chiusa. Stanno liberamente, bisogna mettersi sdraiati davanti alle traversine del treno, stanno facendo questa porcheria cambiando il titolo quinto della Costituzione, vale a dire consentendo allo Stato di aggredire i beni dei comuni e degli enti locali e di metterli a pegno, a garanzia del debito. In questo momento noi il nostro debito possiamo ridenominarlo e cavoli del tedesco, come si suol dire. Se invece riescono in questa impresa di riuscire a farci mettere delle garanzie reali a fronte del debito, significa che qualsiasi cosa facciamo, poi dopo loro legittimamente possono venire qua e portarci via i palazzi, portarci via l'ENI, portarci via l'oro. Quindi è una cosa che bisogna contrastare a massimo grado. I miei sostenitori, diciamo così, amici su Twitter, sono riusciti a trovare, io non me lo ricordavo, so che denuncio questa cosa da tempo, ma sono riusciti a trovare, penso a te, una mia trasmissione Omnibus alla mattina del dicembre 2012, dove a tutti gli ospiti dicevo: ma ragazzi, voi siete qua a parlare del nulla, no? Lo sapete che stanno facendo le RF, che questa cosa qua, quindi significa che stanno lavorando da 1 anno e mezzo, no? In buona sostanza. Voglio far notare che in ogni caso la Lega Nord ha votato contro in Parlamento europeo alla prima risoluzione che istituiva questo obbrobrio. Invece tanti altri che adesso fanno i critici, no, sull'Europa, sull'euro e così via, hanno votato invece bellamente a favore, probabilmente nemmeno capendo che cosa stavano votando. E quindi no, bisogna stare molto molto attenti con questo RF perché sono dentro tutte le nostre richieste. Prima cosa, poi dopo il cambio iniziale no, innanzitutto 1000 lire sarebbe stato 1000 lire per 1 euro sarebbe stato un disastro, a meno che non fossero cambiate anche tutte le parità per altre monete, perché 1000 lire significa ancora più forte, quindi diventavamo ancora meno competitivi, cioè le nostre imprese avrebbero chiuso la settimana dopo del cambio a 1000 lire.
probabilmente il cambio giusto all'inizio sarebbe stato 2005, quindi più debole in modo tale da consentirci di essere più competitivi. Però in realtà quella lì è stata una cosiddetta falsa partenza, quindi noi abbiamo fatto una falsa partenza, siamo partiti male in una corsa che però era già truccata. Cioè, se noi andiamo a combattere con una motoretta contro la Ducati, se anche partiamo male non è positivo, ecco, mettiamola così, però in ogni caso avremmo perso. Quindi non è che i nostri guai scendono da quel cambio iniziale. Se quel cambio iniziale fosse stato migliore, avremmo avuto più respiro, ecco, mettiamola così. Ma in ogni caso alla fine abbiamo perso in ogni caso, no? Perché appunto la partita era truccata. Cos'altro? Beh, avevamo detto la questione delle 1.000 lire, aspetta che lo recupero anch'io, e l'altro ascoltatore che diceva le imprese in Italia chiudono perché non vendono quali materie prime. Sì, certo. Quello vedi, il nostro ascoltatore applica quel buon senso che secondo me molti hanno, che devono applicare ogni volta che sentono un'argomentazione alle balle di qualcuno che invece sostiene l'euro. Devono pensarci, sentono una frase, no? E devono pensare per primo luogo se quella cosa che loro dicono che succederà, disastro, così, non stia già succedendo. E già così smontiamo 3/4, no, delle cose che vengono dette. E poi dopo bisogna ragionare sempre partendo dal presupposto, cioè dal presupposto della crisi in cui ci troviamo, della decrescita. Non è che, appunto, come si diceva prima, mi devo preoccupare dell'inflazione se sono disoccupato. Se sono disoccupato, il mio problema è che sono disoccupato, quindi devo riuscire a trovare il lavoro. Non è perché un cavolo se i prezzi salgono del 2% o se salgono del 5%. Stessa roba, se c'è una fabbrica che mi sta chiudendo, la fabbrica chiude, devo trovare la maniera di cioè, bisogna andare a priorità. Chiunque dica, ma se si esce il debito, quello espresso in valuta estera di quelle 50 aziende potrebbe salire. Ma se uno va a fare un debito in valuta estera, probabilmente avrà anche qualche cosa all'estero. Non è che uno si sveglia la mattina e dice vado a indebitarmi a Singapore. Probabilmente se lo fa è perché ha fatto i suoi conti, e i conti possono essere giusti o possono essere sbagliati. Io cosa faccio? Devo tenere milioni di persone disoccupate perché mi preoccupo perché c'è un'impresa che si è indebitata a Singapore? Ma qui stiamo diventando matti. Bene, abbiamo gli ultimi 3 minuti di trasmissione e 2 telefonate in attesa. Le ultime 2 che sentiamo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Ornella, velocemente, allora dico perché sentivo appunto il professore cosa stava dicendo prima riguardo a Grillo. Allora, se lei va a vedere l'ideologia, diciamo, che muove Casaleggio, che è l'ideologo di questo movimento, praticamente è un'ideologia mondialista, dove lui prevede che tra un tot di anni ci sarà una società unica, mondiale, con un grande fratello che governa. Quindi dico questo perché loro sono stati messi in piedi dal sistema, secondo me, per catalizzare per catalizzare gli scontenti in buona fede. Non può accadere nulla da quel movimento lì, perché è stato messo lì per altri motivi, diciamo, e sono lì a creare, diciamo, del fumo. La gente ci cade, pensa che accada chissà cosa, non può accadere nulla, è stato messo lì per catalizzare lo scontento. Bene. Per evitare che la gente vada subito in piazza a spaccare le vetrine. Grazie Ornella, l'ultima telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, vi saluto, sono Silvio da Torino. Sì, prego. Sì, sono Silvio Torino e premetto che mi sono occupato proprio della conversione a euro 10 anni fa e fu un grosso business, un grosso lavoro perché sono un informatico con una grossa azienda di Torino. Ora, l'altra sera la Gruber rispose alla Le Pen dicendo che non era possibile, che non sono i popoli a convertire la moneta e quindi che questo discorso del cambio 1 a 1 non stava in piedi. Invece non è vero, perché uno quando nasce, io penso, chiedo a voi di rafforzare o commentare o negare,
quando uno ci parte una moneta nuova stabilisce un cambio di partenza ed è unilaterale questa decisione, dopodiché saranno i mercati, secondo me, a decidere quanto vale la tua moneta in base a quella che è la tua economia. Dico bene, scusate. Bene, grazie anche a Silvio. Ultimo SMS di Angelo da Torino, che ricorda negli anni 80 si paventava l'avvento della stagflazione, cioè stagnazione economica più inflazione. Claudio. Allora, innanzitutto parto da Silvio da Torino, che ha ragionissima e infatti ci ha lavorato su. Guarda caso, ogni volta che si parla con qualcuno che le cose le ha fatte veramente, alla fine poi i nodi vengono al pettine. Da una parte abbiamo le balle, abbiamo delle fantasie, dall'altra parte abbiamo le cose conosciute dalle persone che le ha fatte. Secondo me, mi spiace, ma hanno più valore queste. Giustamente, come dice l'ascoltatore, e come invece fa finta probabilmente di ignorare la Gruber, perché a quel punto lì, quando uno dice cose di questo tipo, i punti sono sempre due, o ignorante o malafede, no? Di terzo non ne vedo, perché quando è oggettivamente così le cose non si scappa. Confonde, o si fa finta di confondere, la conversione con il cambio delle monete. Se io converto la vecchia moneta, quindi l'euro, con la nuova, quindi col fiorino, e decido di farlo 1 a 1, è una scelta mia e non cambia nulla, non c'è nessuna conseguenza. Io posso anche decidere di farla 200 a 1, 1000 a 1, 23 a 1, non cambia niente, è semplicemente una convenzione tale per cui si cambia. Quando si è passati dalla lira all'euro, si è scelto 1936,27, pensa un po' te, che intelligenza per fare le cose, ma se l'avessero fatto a 200 o se l'avessero fatto a 32, no, tanto per dire, e tutti gli altri rapporti delle altre monete fossero cambiati in proporzione, sarebbe stato esattamente lo stesso. Uno cambia le proprie monete e ti danno quelle nuove con quella proporzione lì, il valore poi ovviamente si adatta. Nel nostro caso si dice che si fa 1 a 1 perché è più comodo. Così uno non ha più il rischio di doversi vedere i prezzi che cambiano ancora un'altra volta e che uno non sa più come regolarsi, no? Se io vado dal parrucchiere e il parrucchiere mi chiede 20 euro, no? Il giorno dopo devo essere sicuro che questo mi chieda sempre 20 fiorini, perché non deve importare la sua forbice con cui mi taglia i capelli, no? E se prova a chiedermene 23 vado da quell'altro. Oppure non ci vado, cioè molto, molto banalmente, perché A non ce li ho e B me ne accorgo subito. Quindi il fatto di cambiare 1 a 1, come giustamente dice chi se ne è occupato per fare il concambio dal punto di vista informatico, basta semplicemente inserire la proporzione nei computer e tutto si cambia. Poi dopo la nuova moneta sarà magari un po' più forte rispetto a, che ne so, la nuova dracma, sarà un po' più debole sperabilmente rispetto al nuovo marco tedesco, ma pazienza, cioè in quel momento lì è proprio quello che miro ad ottenere, cioè vale a dire che i nostri prodotti diventano più convenienti rispetto a quelli tedeschi, rispetto a quelli dei nostri concorrenti, e che abbiamo una moneta correttamente prezzata. Questo è uno. 2, il grillo. La signora secondo me ha centrato il punto. Io non sono complottista, però avendoci provato all'inizio, io a un certo punto era una delle opzioni, insomma, dico va bene, mettiamo insieme Grillo, la Lega, chi altre città, no? E così via. A quel punto mettiamo nell'angolo i Monti o i Passani dell'euro, il cupo è già finito. E no, non hanno voluto affatto. Quindi mi sono arrabbiato molto, perché ovviamente non mi spaventa fare le guerre da soli, specialmente sapendo di avere il popolo della Lega dietro le spalle. Mi va benissimo, vado anche nel fuoco, però è ovvio che avrei preferito avere altri alleati, no, in questa battaglia, specialmente quelli che a voce dicevano di poter invece nulla. Per cui mi viene da pensare che effettivamente quello che dice la signora possa essere corretto, cioè vale a dire che in realtà il 5 Stelle non vuole cambiare nulla. E a me piaceva l'idea della democrazia diretta, cioè della gente che da casa poteva dare il voto, però certo che se li fanno votare
possono votare euro se gli va bene o non gli va bene, e a quel punto il sospetto diventa una certezza. Claudio, noi siamo arrivati alla fine anche della nostra puntata di oggi. Io ricordo che per chi non l'avesse ancora fatto è possibile scaricare il manuale Basta Euro, come uscire dall'incubo, dal sito bastaeuro.org, che ci ricorda anche che giovedì prossimo, data alla quale ci diamo appuntamento per la prossima settimana, il 24 aprile, poi in serata ci sarà l'altra tappa del Basta Euro Tour a Treviso alle 20:30 all'Auditorium Cassamarca con Claudio. Sì. Posso, scusa, prego. Queste sono le date ufficiali e sono importanti, e dopo magari ricordare una seconda volta che va bene. Non ufficiale, invece, per gli amici sardi, che so che sono in tanti che ci seguono, sì. Perché qui in Sardegna si sente meglio che in certi punti a Milano, alla Padania. Voglio ricordare che domani sera, sono in Sardegna perché domani sera ci sarà una conferenza alle 6:30 alle scuole di Cardedu, organizzata da tutta una serie di volontari dell'isola, e parleremo di euro, parleremo di queste cose di cui noi siamo abituati anche agli amici sardi. Quindi se volete alle 6 alla scuola di Cardedu, alle 6:30 alla scuola di Cardedu, non gli Astra, parlerò di euro. Cardedu o gli Astra, ho capito bene, perché c'era qualche problema di linea telefonica, quindi alle ore 18. 18:30. 18:30 domani. Sì. Benissimo. Allora, grazie a Claudio Borghi Aquilini. Ricordo appunto il sito bastaeuro.org, ma anche il sito claudioborghi.com, e direi la lettura utile. Qui c'è anche quello studio al quale ha fatto riferimento Claudio prima sulla svalutazione del cambio e il prezzo della benzina del professor Bagnai, presentato dal professor Bagnai, il sito asimmetrie.org, che è un altro sito utile. Buon lavoro Claudio, buon pomeriggio, ci diamo appuntamento per quanto ci riguarda a giovedì prossimo. Grazie mille a voi, arrivederci. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri